La nostra il nostro angelo. Perché questi? Perché là? Aspetta. Questo è lo cos'è? Presento Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Daremo la benedizione a questo mezzo, ma la benedizione va sulle persone, perché siete voi che operate il bene e voi siete la testimonianza dell'amore, perché la fraternità, la solidarietà, l'attenzione a chi soffre, e ringraziamo Dio della generosità anche di chi ha rimesso sopra questo. Purtroppo quando si fa il bene non sempre si è capiti e ci sono anche alle volte delle situazioni di sofferenza, ma il bene trova sempre tante volte opposizione, ma non dobbiamo scoraggiarci, e come dice Gesù, io ho vinto il mondo. Il bene alla fine è quello che trionfa, è quello che ci dà soddisfazione, e anche io dico tante volte, la vita non sempre è facile, ma l'importante è che la viviamo nella serenità, con tutto quello, le gioie più intensamente, le difficoltà chiediamo l'aiuto del Signore e con coraggio andiamo avanti. Ecco, io ora benedico il mezzo, ma innanzitutto benedico voi, e che siate sempre più numerosi, perché dobbiamo capire che siamo una comunità, e quello che ci nobilita è la solidarietà e l'attenzione verso il più debole. Avete visto, è morto, non che lo voglio giudicare assolutamente, Marchionne. Se l'ha fatto quello che ha fatto, l'ha fatto per il bene degli altri, come dicono i francesi, chapeau, ma se l'ha fatto per i soldi rimane niente, perché poi tutto si va a concludere. Allora, Signore, benedici queste persone che con generosità si mettono al servizio degli altri, e benedici anche questo mezzo perché possa sempre viaggiare, ecco, partendo e portando serenità, e sempre possa arrivare sano e salvo dove va e verso dove è diretto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E vi segnate col segno della croce, va bene? Dovreste fare andare da lei, mandare un messaggio. Va bene, allora, buona giornata a tutti, grazie. Volevo raccontare tante cose, ma quello che è successo è quello che è successo, però bisogna andare avanti.
io devo fare solo dei ringraziamenti, devo ringraziare innanzitutto la mia famiglia che mi ha sostenuto tanto per quello che è successo, per aver subito la reazione. Devo ringraziare anche tutti i volontari, il direttivo e tutti che mi hanno sostenuto per raggiungere questo obiettivo, un obiettivo che non era molto facile da raggiungere perché l'ultimo mezzo l'abbiamo comprato 2 anni fa, quindi questa spesa non era prevista, quindi ci siamo un po' guardati tutti in faccia e siamo riusciti a trovare tra i fondi in cassa, qualcosa l'abbiamo messo noi e qualcuno ci ha aiutato, siamo riusciti a raggiungere questo grande obiettivo che ci permette di ritornare al 100% a fare i servizi che abbiamo fatto già, noi siamo nati nel 1997, già facciamo il conto quanti anni sono. Il servizio 3 mesi fa si era fermato e da domani in poi questo servizio riapre e è a disposizione di tutta la cittadinanza. Grazie a tutti. Allora, come ben sapete, la Misericordia è presente nel territorio di Favara da 20 anni. Come diceva il governatore, è nata qui la Misericordia nel 97. E noi svolgiamo diverse attività sociosanitarie. Il servizio con il trasporto ambulanza per le persone che hanno la necessità di essere accompagnati nelle strutture ospedaliere o nei centri dove vengono fatti per fare gli esami. E poi svolgiamo pure il servizio di emodialisi, persone che vanno a dializzare. Inoltre siamo sempre presenti nelle manifestazioni a livello locale per il Venerdì Santo, quando veniamo invitati per la festa della legalità ed altri servizi pure. A volte andiamo pure nelle comunità praticamente a condividere delle giornate con le persone che hanno degli handicap. Quindi grazie, ripartiremo sicuramente più forti di prima. Alla propria cittadinanza, questo non è un paese, ma è una città straordinaria che affonda le proprie radici in una storia antica, una storia di grande interesse sociale oltre che politico. Iniziative come queste sono iniziative straordinarie, spero che nessuno abbia mai bisogno di questo mezzo, però sappiamo che non è così e iniziative come queste hanno il plauso di chiunque lavori nell'organizzazione del governo della regione siciliana. Complimenti a tutti. Angelo Todaro. Antonio, prima di avermi invitato a questa meravigliosa manifestazione, una manifestazione che mi riempie di orgoglio di essere siciliano, perché forse Antonio non ha detto una cosa. Io sono uno che è andato via dalla Sicilia 35 anni circa da questa splendida terra. Sono ritornato, sto facendo parecchie operazioni di investimenti nel campo delle energie, dei rifiuti ed altro, e oggi sono vicino ai favaresi perché queste manifestazioni o questo che ha fatto la Misericordia a Favara possa essere fatto in tanti altri comuni, perché vi devo dire una cosa, non so quanto di voi hanno la possibilità di avere un contatto con il territorio nostro siciliano, 380 comuni. Su 380 comuni avere la disponibilità di un'ambulanza non è un evento che è presente sul 10-20%, li possiamo contare numericamente quante sono le ambulanze. E parecchi pronti soccorsi che la regione aveva precedentemente messo nei vari paesi, oppure per la riforma della sanità, hanno chiuso una serie di ospedali di bacino e di ato, non hanno più nemmeno le ambulanze e molta gente a volte riesce a non arrivare al pronto soccorso civico, a Villa Sofia o in altri ospedali. Oggi ritengo che questa operazione, sono vicino ai favaresi per questo motivo, deve essere divulgata e proposta e portata in tanti altri comuni, caro Antonio,
perché è vero che Favara è una città con una sua storia, con una sua politica, con una sua tradizione. Ho visto con tanto piacere la Farm, che è qualcosa di unico nel nostro mezzogiorno d'Italia, noi in Sicilia, nel mezzogiorno d'Italia. Cerchiamo di divulgare anche quella che è stata l'operazione della Misericordia favarese in tanti altri comuni. Voglio concludere per non annoiarvi, perché fa pure caldo, e questa splendida struttura di ambulanza, diceva il presidente dell'ESA, speriamo che non serve mai a nessuno, ma purtroppo, caro Presidente, oggi io sono uno dei soggetti che ha avuto bisogno per un problema cardiologico. Mi sono ritrovato il dottore che ha regalato il defibrillatore, perché prima era un qualcosa che dovevo fare io, ma ho sopperito donando alla Misericordia una sedia cardiologica che ha anche una funzione prettamente di pronto intervento. Vi auguro a tutti una buona serata e spero di vederci a presto. Forza Favara! Ci siamo? 1, 2. Ora! E allora Angelo, apriamo il biglietto. Mi dà un tovagliolo, 2, 3, Una targa al professor Angelo Todoro per la preziosa collaborazione. Grazie. Guardate qua, guardate qua. Dovete guardare qua però. Bravo Marco. Grazie. Prego.